Adesso ci stiamo per avviare in questa località che non conoscevo, che il mio amico Luca, collega e amico Luca mi ha presentato. Breca is Tapparas, a Perdas de Fogo, posto veramente molto bello. Adesso ci accingeremo a scendere questa discesina ripidina, ma fattibile, non c'è molto da camminare. Eravamo a Suboso de Suvara e adesso ci stiamo avviando a vedere questo bellissimo parco che io non conoscevo e che Luca ha già visto e me lo sta mostrando. Lui era già stato qua, dove abbiamo appena visto i cinghiali. È un parco, questo è un parco, ma non c'è molto da camminare comunque rispetto. E adesso vedremo questo bellissimo posto che non è conosciutissimo. A dopo. Vediamo qua, ci stiamo entrando in questo parco bellissimo dove fra poco vedremo una meraviglia naturale che io conoscevo, ma non pensavo fosse in un'altra zona della Sardegna, più verso la zona della Barbagia di Seulo. Abutus Unedo, Genista Corsica, questo è un tipo di ginepro, dovrebbe essere. Abbiamo qui il Corbezzolo. Anche se io trovo antiestetici questi, volevamo fare i più piccolini questi mattoni troppo grandi. Rosmarinus officinalis, zippidi, Genista Corsica, spina ai toppi, la spina dei toppi. L'erica, la famosa Erica arborea. Ennesimo caso di mala gestione dei siti, guarda. Ah beh. Davvero indicante Breca dei Stati buttato a terra. Lo fanno apposta. Esatto, lo fanno apposta perché non è la Sì, lo fanno apposta. Si divertono a distruggere, a fare dispetti. Vabbè, gente, lasciamo perdere. Ok, ci vedremo nel sito, ma fra poco. Vabbè, sotto le prime scale, qui c'erano delle scale fino a Vero? Ah, ecco, questa è la prima, c'è il primo scorcio. Le hanno tolte. Qua devo un attimino stoppare perché no. Devo stoppare un attimo l'immagine che non ce la faccio, un secondo. Veramente è molto impressionante. Guarda, non immaginavo, io questo posto l'avevo visto in foto, ma ero convinto che non fosse qui. Non avevo mai 300 metri di spaccatura, bellissima cosa, incredibile. E ce ne sono altri nei dintorni, però li hanno ben isolati, in modo che il passaggio sia tranquillo per tutti. E beh, certo, certamente. Sono delimitate bene. Ci stiamo addentrando in questa spaccatura stupenda. Bellissima. Un attimo mi fermo a fare un po' di foto perché qua è veramente bello.